questa mattina, prima dell'alba, alle 4, su Vicenza è iniziata un'attività ad esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Venezia, che ha coordinato le attività la Procura della Repubblica di Venezia e la Direzione Distrettuale Antimafia. Questa mattina sono state applicate le misure a 18 persone, 18 nigeriani, quasi tutti su Vicenza e nelle province limitrofe, 2 in provincia di Padova, 1 in provincia di Venezia, e altre 2 misure sono state svolte in provincia di Frosinone e provincia di Viterbo. Parliamo di 300 carabinieri impegnati, principalmente nella provincia di Vicenza, ma anche nelle province limitrofe e nella regione Lazio. Un'indagine è durata 2 anni perché era un gruppo molto blindato, che era riuscito in qualche modo a costituirsi anche una sua rete di protezione. Sì, l'indagine è durata circa 2 anni, nasce all'indomani di un'attività simile precedente che avevamo svolto. E il gruppo di per sé era molto blindato, appunto, che ha richiesto infatti sia attività tecniche di natura altamente professionale che attività investigative classiche, quindi come servizi di osservazione e pedinamento. C'era tutto un gergo che utilizzavano per trafficare questa droga. Certo, utilizzavano dei nomi specifici per indicare il tipo di stupefacente. La parola top stava ad indicare la cocaina, la parola spa indicava invece l'eroina. Settimanalmente c'era questa scuderia di ovulatori professionisti che grazie all'ingestione di questi ovuli, che erano contraddistinti da sigle che a loro volta identificavano il destinatario finale, riuscivano a introdurre nel territorio nazionale diversi chili di stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina. Principalmente gli ovulatori transitavano attraverso la frontiera terrestre di Ventimiglia, passando attraverso la Francia e approvvigionandosi dello stupefacente nei Paesi Bassi. Un'organizzazione molto blindata, tutta costituita da nigeriani. Il capo è stato arrestato. Sì, il capo dell'organizzazione è stato assicurato alla giustizia, è stato arrestato, e i principali sodali. La base operativa comunque del sodalizio era a Vicenza, ma comunque lo stupefacente approvvigionato dall'estero veniva ridistribuito sulle piazze di spaccio sia del Veneto che della Lombardia. Erano molto strutturati. Sì, un'organizzazione molto ben strutturata, appunto si poteva avvalere di un canale diretto di approvvigionamento dall'estero, e questo comunque è indice di una struttura complessa. E comunque noi nel corso delle indagini, che sono durate circa 2 anni, siamo riusciti anche a identificare diversi livelli, appunto il promotore, il fornitore, tutta la schiera di ovulatori professionisti e in più molti spacciatori al dettaglio.